Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Permetteteci di iniziare in questo modo. 11 settembre 2001, 11 settembre 2020. Sono trascorsi 19 anni, never forget. Signori, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon inizio weekend e siamo pronti per presentare questo nuovo appuntamento, come sempre al venerdì, con la nostra rubrica del Chiedimi pure. Al venerdì a cura di Giuseppe Giorgianni. Oggi sarà un appuntamento veramente molto interessante, anche perché abbiamo voluto dare ancora quello che è il supporto alle aziende, quindi leggendo quello che è il messaggio di uno dei nostri utenti che chiede consiglio al dottor Giorgianni su come affrontare quelle che sono le problematiche legate alla propria azienda, ma abbiamo inserito anche una parte assolutamente nuova in cui parleremo di progetti, sì, quei progetti di quei fondi diretti e indiretti, l'europrogettazione che appare un po' quando si parla di europrogettazione un argomento quasi irraggiungibile, e invece con il dottor Giorgianni ogni venerdì scopriremo quelli che sono i progetti per le aziende, per le start-up, le associazioni, le università, insomma un modo per essere sempre vicini a tutti. Permetteteci di iniziare nel nostro consueto modo, grazie, 253.862 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Proprio questa settimana abbiamo dato il via a questa nuova stagione di Io Compro Siciliano Live. Dalla prossima settimana ripartiremo con anche gli altri format, quindi da lunedì alle 18 anche l'appuntamento con Francesco Carabello, con aperitivo social tutti i giorni, sempre da lunedì al venerdì, e poi al sabato, proprio sabato prossimo, ripartiremo con Io Compro Siciliano Chef, condotto da Alessia Smile Food. Ma ci sono tante novità, tanti nuovi format che si inseriranno all'interno della nostra programmazione, quindi seguiteci, seguiteci, seguiteci. Abbiamo presentato per questa stagione, nella nostra prima puntata, come sempre i tre ideatori, i tre fondatori di Io Compro Siciliano, Giuseppe Giorgianni, Davide Modici, Francesco Carabello, che nella prima puntata hanno presentato il macro progetto di Io Compro Siciliano, il piano industriale, sì, proprio così, l'apertura del nostro portale www.iocomprosiciliano.com con tutte le eccellenze. Pensate, circa 50 aziende, sono 1873 i prodotti che troverete nel nostro marketplace, il grande marketplace del Made in Sicily, parlando sempre di qualità, identità e provenienza. Bene signori, noi siamo pronti, vogliamo iniziare questa giornata con la nostra rubrica, perché abbiamo anche oggi un ospite importante, avremo un collegamento da Bruxelles con il dottor Salvatore Magazzù, e con lui parleremo proprio di progetti legati alla promozione del territorio. Lui è un esperto di salute pubblica e di sicurezza alimentare, quindi una puntata da non perdere. Prego la regia di mandare la sigla introduttiva della nostra rubrica Chiedimi pure. Signore e signori, al venerdì la rubrica Chiedimi pure, a cura di Giuseppe Giorgianni, uno dei tre ideatori di Io Compro Siciliano, imprenditore seriale, innovation manager
e grande esperto di internazionalizzazione delle imprese. Mi piace dire, da aggiungere anche da non molto, anche segretario per la Regione Sicilia di AIM, Associazione per l'Italia nel Mondo. Buongiorno, dottor Giorgianni, benvenuto e bentrovato. Buongiorno Katiuska, buongiorno a tutti quelli che ci seguono sia dalla Sicilia sia non, perché sono tanti anche quelli che ci seguono dall'estero, quindi ben venga, buona giornata a Dottor tutti. Giorgianni, abbiamo iniziato questa settimana, ho dato prima un cenno veloce, tante belle novità, un piano di sviluppo assolutamente importante, tra l'altro verrà presentato alla stampa e questo ormai ne abbiamo una certezza, verrà presentato alla stampa sia nazionale che internazionale il 9 di ottobre. Sì, assolutamente, grande attesa per questo evento che stiamo preparando veramente con tutte le nostre forze, con tutto il nostro impegno e il nostro cuore che ci mettiamo un po' su tutto. Sì, il 9 ottobre sarà presentato proprio al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, ci sarà un evento importante su questo sarà diciamo, tra l'altro presentato il progetto a livello internazionale, ci sarà, lo do come anticipazione, Radio ICM New York anche diciamo come parte giornalistica attiva del lancio del nostro progetto. Dottor Giorgianni, noi fra poco entriamo nel vivo, ci sono tante belle novità all'interno della rubrica del Chiedimi pure, perché quest'anno, un po' come anticipato poc'anzi, noi leggeremo come sempre una domanda che poi è una richiesta da parte di uno degli utenti, anzi cogliamo l'occasione per dire a tutti i nostri amici, scriveteci una mail proprio a chiedimipure@iocomprosiciliano.com e noi saremo felici di rispondervi, perché Io Compro Siciliano diventa anche uno supporto alle aziende, questo lo diciamo da sempre. E poi questa novità, dottor Giorgianni, perché effettivamente quando si parla di fondi europei, un po' questa cosa spaventa e noi ogni venerdì con lei, dottor Giorgianni, parleremo proprio di fondi. Questa è la novità del Chiedimi pure. Sì, assolutamente sì, perché realmente molte aziende o ci rinunciano oppure dicono no, ma è troppo difficile, oh, ma è solo per pochi, oppure è un qualcosa veramente complicato. Invece no, ci sono tanti fondi sia per le start-up, sia per le aziende agricole, un po' per tutti, che molto spesso non vengono attenzionati. Io so bene questo perché realmente altri paesi dove io sono stato per lavoro o aziende lì praticamente sfruttano appieno questi fondi. Io vi faccio un esempio, nello scorso settennato per esempio la Bulgaria ha sfruttato il 107% dei fondi europei, cioè più del 100% assegnato, proprio perché ad un certo punto sono finiti, ha preso anche dei fondi di altri che non avevano magari utilizzato, e questo è veramente un qualcosa che invece deve essere utilizzato. I fondi ci sono i fondi strutturali europei diretti, quelli indiretti, e diciamo tenteremo di dare queste informazioni man mano che escono i bandi, di fornire queste informazioni alle aziende e anche il supporto necessario per poter realizzare i propri progetti, perché comunque all'interno di Io Compro Siciliano c'è proprio un pool di esperti guidati dal sottoscritto che si occupano proprio anche di bandi europei e quindi di pianificare questi progetti per renderli approvabili e quindi per far arrivare al nostro territorio anche quella parte diciamo di ricchezza che può sviluppare il lavoro, può sviluppare il territorio stesso. Dottor Giorgianni, entriamo nel vivo della rubrica. Allora, c'è un messaggio che vogliamo leggere che è di Claudio che dice: si torna al lavoro dopo le ferie. Qual è il modo migliore per ricominciare? Quali sono le tecniche efficaci? Potete fornire qualche consiglio? Beh, sì, sicuramente sì. E pensa che proprio ieri leggevo su un autorevole quotidiano online che in Italia ben 6 milioni di persone soffrono di stress post ferie. A parte, e poi c'è una grande quantità che addirittura vanno in una vera e propria depressione.
o un periodo comunque di breve depressione. Questo è dovuto al fatto che di colpo magari si stacca dalla consueta abitudine lavorativa e poi si deve ritornare ai ritmi di prima. E oggi sappiamo bene che anche con lo stress della situazione attuale che stiamo vivendo diventa realmente pesante sia per i lavoratori ma anche per gli imprenditori stessi. Sì, posso fornire delle tecniche già collautate per venire fuori da questo problema. Io le ho divise in quattro diciamo, consigli principali. Li ho anche dato dei nomi. Il primo è vai in ufficio mezz'ora prima, il secondo è dividi le cose da fare in 5 categorie, il terzo è pianifica le pause e il quarto è pianifica un paio di giorni full e uno free. Adesso magari vado a spiegarle in modo più dettagliato. Vai in ufficio mezz'ora prima cosa significa? Significa questo. Ancora io ricordo qualche anno fa ad uno dei miei dipendenti dissi, dice, sai, per non perdere l'abitudine o comunque riprendere subito appieno le tue funzionalità, cerca di arrivare mezz'ora prima in ufficio. Lui mi guardò e mi disse, ma veramente mi stai dicendo di arrivare ancora prima? Io pensavo, dice, che mi dicevi di arrivare con calma, magari un po' dopo. No, invece sì, io gli risposi, sì, è importante che tu arrivi mezz'ora, anche un'ora prima in ufficio, perché la cosa più bella è stata proprio la sua risposta dopo qualche giorno. Mi disse che realmente avevo perfettamente ragione. E questo veramente da questo lo cominciai comunque a consigliare un po' a tutti, perché comunque lui mi disse che arrivando prima tutto di colpo era come se rallentato, cioè niente fretta di mettermi subito a regime, niente controllo email di fretta ma con calma, riusciva a pianificare tutto. Perché? Perché praticamente arrivando quella mezz'oretta prima poteva fare tutto con calma e poteva essere rilassato per iniziare la giornata lavorativa normale. Quindi questo comunque da questo io l'ho consigliato a molte altre persone ed è sempre funzionato alla grande. Il dividere le cose da fare in 5 categorie, questo lo posso dire che funziona e lo utilizzo spesso anch'io. Quando si ritorna un po' magari da un momento di pausa dopo ferie o comunque qualche altra cosa, io che viaggio per esempio sempre all'estero e quindi magari manco dall'ufficio 5, 6, 10 giorni, poi ritornare, riprendere idee, email, messaggi, comunicazioni varie è veramente difficile. Allora io cerco subito di dividere le cose da fare in 5 categorie, che sono le cose che devo fare e occuparmi personalmente subito, e quindi questo mi do un tempo, queste cose devono essere fatte entro per esempio 3 giorni. Le cose di cui devo occuparmi personalmente ma nel breve periodo, e quindi me li spalmo magari nei prossimi 7-10 giorni. Le cose da sbrigare subito, ma in effetti poi mi rendo conto che posso delegarle e quindi li delego subito. E poi ci sono anche le cose da sbrigare nel breve periodo e anche qui posso delegarle, quindi cerco di delegare. Molto spesso, ecco, uno dei difetti degli imprenditori sono proprio quelli, l'accentramento, e questo io nel corso degli anni ho cercato di toglierlo e di tra virgolette localizzarlo, perché molto spesso un imprenditore cerca di centralizzare un po' tutto, ma è la cosa più errata di questo mondo. È normale che molto spesso capita che non si trovano dei collaboratori validi o come vuole l'imprenditore, però realmente è importante delegare una parte di tutto ciò che si può delegare poi alla fine. Naturalmente poi tutto il resto si pianifica dopo una settimana, quindi comunque si dà il tempo necessario per poter affrontare un po' tutte le cose in modo da non creare stress. Il terzo era pianifica delle pause e questo si dovrebbe fare sempre, cioè molto spesso capita che appena si arriva in ufficio si comincia a lavorare, però ecco, dopo 2 o 3 ore ininterrotte di lavoro si abbassa il livello di produzione, ci sono diversi
diverse pubblicazioni scientifiche su questo, e quello è importante dopo 2-3 ore massimo staccare almeno per 15 minuti, pensare ad altro, stare calmi, prendersi un caffè magari e tranquillizzarsi e poi ripartire, perché andare a fare 5, 6, 7 ore di lavoro comunque continuo non produce nulla, o comunque produce meno di quanto potrebbe essere fatto quando si crea una pausa. E poi, come ultimo e quarto consiglio, è quello di pianificare un paio di giorni full e uno free. Io lo faccio molto spesso, diciamo che tra virgolette è una cosa tutta mia. Diciamo potrebbe risultare controintuitiva e difficile da applicare, però vi assicuro che funziona. Io in genere dedico dei giorni full proprio a determinate cose, a stare nell'ufficio, a essere concentrato su tutto quello che si deve fare. E poi magari dopo che faccio 2-3 giorni full dove non, tra virgolette, non deve disturbarmi nessuno, non per cose eventualmente urgenti, e riesco poi a prendermi magari una giornata di pausa, mezza giornata di pausa per dedicarmi ad altro. Questo è veramente, quindi io alterno praticamente 2 o 3 giorni full e magari uno free, in modo tale da non avere stress eccessivo. Ecco, questi un po' sono i miei consigli al nostro amico Claudio, che diciamo do sempre anche ad altri durante magari le mie lezioni o le mie consulenze. Infatti, quindi sicuramente quello che viene fuori dai suoi consigli è ci vuole grande organizzazione, organizzazione anche nella gestione del tempo. E poi, beh, dottor Giorgiani, c'è da dire che per adesso per voi tre ideatori e fondatori di Io Compro Siciliano è tutto full, cioè poco free è Sì, tutto full. diciamo Io, che dottor infatti Giorgiani, che farei così. quest'anno, no, stavo dicendo che infatti quest'anno diciamo il problema non è sorto a me, perché ho lavorato di continuo, non Tutto mi sono full. fermato neanche un giorno. Tutto full. Allora, dottor Giorgiani, facciamo così, facciamo entrare il nostro ospite perché avremo anzi modo di approfondire proprio gli argomenti legati ai fondi europei, perché abbiamo qualche instabilità di linea per cui mi piacerebbe introdurlo adesso. Noi abbiamo da Bruxelles un eccezionale ospite oggi proprio in questa puntata internazionale. Abbiamo il dottor Salvatore Magazzù, esperto di salute pubblica e sicurezza alimentare della Commissione europea. Buongiorno, dottor Magazzù, grazie per essere con noi. Buongiorno. Abbiamo qualche forse difficoltà di linea. Dottor Giorgiani, parleremo fra poco proprio con il dottor Magazzù. Parlavamo prima, lui è un esperto di salute pubblica e di sicurezza alimentare. Proprio per questo ci soffermeremo un po' su quelli che poi sono argomenti che noi di consueto teniamo insomma all'interno dei nostri live, perché attenzioniamo proprio quella che è poi la sicurezza alimentare, parliamo sempre di qualità e questo lo facciamo sempre, quindi col dottor Magazzù parleremo di questo ed anche col dottor Magazzù parleremo un po' di quelli che sono poi i fondi. Questi fondi che poi sono argomento di conversazione anche con lei, magari prima che la regia riesca a ripristinare il collegamento col dottor Magazzù, cominciamo ad accennarlo noi, dottor Giorgiani. I fondi sono importanti, i fondi europei, oggi abbiamo detto e così per tutti i venerdì lo faremo. Quando si parla di fondi un po' questo argomento spaventa, no? Quando si parla di europrogettazione. Questa è una grande opportunità invece per le aziende e comincerei a trattare l'argomento, dottor Giorgiani. Sì, sì, come dicevo prima, molto spesso tutti vedono nell'europrogettazione o comunque nei fondi europei diretti, indiretti, cose irraggiungibili o cose difficili da raggiungere. Beh, alle volte lo è, soprattutto con i fondi indiretti gestiti dalle regioni, dallo Stato, perché comunque entra lì
una burocrazia che è veramente pesante. Io lo capisco bene perché realmente faccio anche questo e praticamente ti posso ecco, per esempio dire che, fare un esempio banale, che nel 2017 presentai per conto di diverse aziende circa 32 diciamo progetti, di cui 28 sono stati diciamo sono passati, quindi sono risultati realmente finanziabili. Beh, di tutti questi progetti ancora oggi solo 5 hanno cominciato ad avere i primi fondi, e questo è un problema che deve essere risolto perché passava dalla Quindi regione, la c'è stato il Covid, tempestività, insomma. dottor Il Giorgiani, mi problema della perdoni se la, tempestività. sì, mi Prego. perdoni se la interrompo perché così facciamo entrare il nostro ospite. Mi dice la regia che abbiamo ripristinato il collegamento, abbiamo il dottor Magazzù, buongiorno, benvenuto e bentrovato, dottor Magazzù, grazie per essere con Buongiorno noi. a tutti, Buongiorno. buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Beh, Voglio stavamo proprio... esordire con... Sì, mi dica. stavamo proprio già accennando, prima che ripristinassimo il nostro collegamento, dottor Magazzù, e stavamo parlando adesso proprio col dottor Giorgiani di quelli che poi sono i fondi, parlavamo di fondi europei diretti, indiretti, un po' come alle volte proprio parlando di europrogettazione ci si spaventa davanti all'argomento, noi ne parleremo anche con lei, accenneremo anche con lei questo argomento, ma io vorrei partire, così poi ci ricolleghiamo alla conversazione col dottor Giorgiani, parlare di salute pubblica, di sicurezza alimentare. Lei fa parte proprio della Commissione europea ed è un argomento sul quale lei lavora quotidianamente. Ma guardi, la salute è un bene primario, viene prima di ogni cosa, insomma è il periodo che stiamo vivendo con la pandemia di Covid, insomma ci ha risvegliato un pochettino questo pensiero. Abbiamo sottovalutato diciamo, la politica sanitaria, l'importanza primaria della salute e ci siamo trovati un po' in difficoltà, almeno nella prima fase dalla pandemia, quando abbiamo scoperto un po' di aver lasciato un lato scoperto, diciamo un po' indebolito dai risparmi della spesa pubblica e magari a favore di altre politiche, insomma la politica sanitaria è stata messa un po' da parte. Adesso invece assurda di nuovo la sua importanza, l'importanza che deve avere questa presa di coscienza che è stata presa a livello nazionale in tutti i paesi dell'Unione Europea, ma anche del mondo. In particolar modo è stata compresa anche dall'Unione Europea, dalla Commissione. Quindi un cambio di passo totale e adesso si parla di investimenti ingenti. Diciamo, non è più la questione solo del Covid, ma è proprio un ripensamento totale del valore e dell'importanza che ha la salute pubblica per tutta noi, per tutta la comunità dei cittadini europei, diciamo anche il bisogno di estendere collaborazioni con altri sistemi internazionali, l'OMS, ma anche sistemi importanti che ci sono in altri paesi come gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada, vedere come poter realizzare quelle sinergie giuste che ci portano diciamo al bene comune, e lo stiamo questo in particolare sperimentando con gli sforzi che si stanno facendo in modo collettivo per la ricerca di un vaccino per il Covid, dove le collaborazioni non sono solo a livello comunitario internazionale, ma sono a livello più ampio internazionale. Comunque, diciamo che questo è un po' fuori tema. Il tema per ritornare nell'alveo del nostro discorso e renderlo anche un po' più leggero, io proporrei di parlare un po' della sicurezza alimentare, perché poi una parte importante della salute dipende da ciò che mangiamo, dalle cose
buone che riusciamo a portarle nella nostra tavola, del modo in cui le prepariamo e le gustiamo tutti insieme, possibilmente sempre in compagnia e accompagnato da buone bevande come i nostri vini siciliani. Quindi la sicurezza è il prerequisito. Quando si parla di qualità, di eccellenza, di tipicità, diciamo che assicurare che il cibo non veicoli sostanze nocive, batteri, virus, sostanze tossiche è la prima preoccupazione che bisogna avere. Questo viene prima ancora di qualsiasi altro discorso, perché diciamo, assecondare il palato, assecondare il gusto è importante, ma è anche importante non finire all'ospedale con una gastroenterite o con altre patologie chiaramente che possono minacciare la nostra salute e rendere più complicata la nostra vita. Quindi la sicurezza alimentare, il rispetto delle norme igieniche nella produzione, in tutte le fasi della catena alimentare, quindi dalla fattoria ai campi, come si dice, dai campi alla tavola, per far sì che quello che mangiamo sia buono e non faccia male. Ecco, parlando di questo, poi parliamo anche della qualità, che è un valore un po' soggettivo, ma i criteri più o meno li conosciamo, insomma, tutto quello che passa attraverso la sapienza della preparazione, l'eccellenza delle materie prime, diciamo, il cibo è l'espressione dei territori, è l'espressione, il sapore, il suono delle nostre terre, delle nostre case, è quello che poi i turisti apprezzano più di ogni cosa. Abbiamo un turismo che è sempre più ovviamente normalmente orientato verso la conoscenza dell'arte, della cultura, dei monumenti, delle cose belle, ma abbiamo un turismo diverso adesso che si interessa anche al verde delle nostre valli, al blu del nostro mare e che sconfina un po' dalle città d'arte, si sposta verso le campagne perché vuole anche conoscere i costumi, i colori, i sapori, il cibo che si produce nei vari territori, perché il cibo rappresenta la memoria e l'identità dei territori, per cui fa parte della conoscenza, del piacere di fare turismo che vada al di là dell'ammirare una bella cattedrale o una bella la facciata di un bel palazzo. Ed è un po' quando noi si parla spesso adesso onore a tanti produttori, soprattutto quelli dell'entroterra che vivono nelle zone più remote, le zone rurali, dove è più difficile fare produzione. È vero, si parla quindi un po', dottor Giorgiani, stiamo ascoltando il dottor Magazzù e siamo ben felici di ritrovarci su ogni passaggio. Ci ritroviamo su ogni passaggio perché quello di cui stava parlando adesso sono, e noi ne parliamo spessissimo nei nostri programmi, ma è poi quello che facciamo, il nuovo turismo che è il turismo esperienziale, quello che oltre a conoscere naturalmente le opere d'arte vogliono conoscere un territorio che racconti attraverso i suoi prodotti, la sua arte, i suoi artigiani, le sue peculiarità, è quello poi che lascia il segno. E poi il dottor Magazzù si stava soffermando e si è soffermato su quella che poi è la qualità che oggi viene attenzionata ormai fortunatamente da chiunque in ogni parte del mondo, e noi su questo insomma penso che nella scelta che voi fondatori avete fatto nell'identificare in Io Compro Siciliano il nuovo lifestyle che fosse identità, provenienza e qualità. Questa qualità che viene fuori da ogni scelta, dottor Giorgiani. Per esempio, lei l'altra volta, quando parlava del marketplace, questa qualità è venuta fuori, no? Nella spiegazione di poi quelle che sono le aziende. Ci sono oltre 2700 aziende che abbiamo già all'interno del nostro database e
aziende tra l'altro selezionate, 50 sono già all'interno del nostro marketplace, e la scelta consapevole diventa sempre un argomento molto forte. Aspettiamo di ricollegarci col dottor Magazzù e torniamo su un aspetto molto importante. Ricordo che il dottor Magazzù era in collegamento da Bruxelles e dottor Giorgiani, lei con la sua grandissima esperienza di internazionalizzazione delle imprese, eccolo qui, parlava anche di poi quelli che sono i progetti. Infatti anche qui vorrei parlarne col dottor Magazzù. Dottor Magazzù e dottor Giorgiani, parlo con entrambi, ci sono tanti importanti progetti che puntano al territorio, alla sua rivalutazione, alla sua attenzione, perché come diceva lei, attraverso la qualità dei prodotti si racconta fortemente un territorio. Dottor Magazzù. Guardi, la ringrazio per la domanda, perché effettivamente le risorse ci sono, questo è il grosso problema. Abbiamo le risorse e non sappiamo utilizzarle bene. Qui chiamo in causa un po' la regione, la sua capacità di fare programmazione, la sua capacità di rendere fruibili con celerità le risorse che vengono messe a disposizione dall'Unione Europea, che sono veramente una cascata di soldi. La politica agricola comune, parlando, dottor Magazzù, mi perdoni se la interrompo, mi perdoni soltanto un attimo se la interrompo, sì. Proprio prima di introdurla su questa cosa della celerità, ne stava parlando proprio il dottor Giorgiani, che diceva poi tanti progetti, tante cose insomma portate avanti, tanti dei progetti portati avanti, la celerità è poi quella che fondamentalmente blocca il sistema. Quindi volevo sottolineare proprio quello che lei adesso stava dicendo. Rimangono nel cassetto, molti buoni progetti rimangono nel cassetto perché i bandi vengono pubblicati diciamo in modo impreciso, spesso vengono modificati, ci sono ancora diciamo una certa burocrazia che penalizza soprattutto il livello di assegnazioni poi dei finanziamenti, passano gli anni e si perdono i treni. Oggi la competitività è un fattore importante e se l'accesso ai fondi viene ritardato, questo ha un impatto importante sulla competitività, sulla capacità che hanno le imprese, non solo di crearne delle nuove, magari con criteri più innovativi, ma hanno la difficoltà a finanziare le innovazioni tecnologiche e tutto quello che è importante per fare sistema, perché oggi non basta solo produrre bene, perché questo lo sappiamo fare molto bene in Sicilia, ma bisogna anche saperlo vendere, bisogna saper fare marketing territoriale, bisogna creare delle piattaforme, concentrare l'offerta, creare collegamenti commerciali a livello nazionale e con l'estero, creare piattaforme di vendita, cioè la logistica dei trasporti e della movimentazione dei prodotti, dello stoccaggio, sono tante cose per cui ci sono delle innovazioni necessarie senza le quali le nostre aziende non potranno mai competere, per cui potremo avere i migliori prodotti, potremo avere sicuramente le delizie dei nostri palati, ma non avranno mai riconoscimento sul piano poi diciamo economico e chiaramente queste imprese sono destinate a soccombere sui mercati e comunque non potranno neanche essere conosciute, non potranno neanche essere apprezzate da altri che vivono in territori lontani, proprio perché questi prodotti non riescono a penetrare i mercati, non riescono a entrare e a farsi lo spazio che meriterebbero. Per cui l'importanza di avere non solo i finanziamenti che ci sono, ma la capacità di sfruttarli subito con la velocità, la celerità che è necessaria, altrimenti i nostri partono con un ritardo e con uno svantaggio competitivo che è fondamentale, soprattutto in un momento in cui i mercati sono sempre più globalizzati, sono sempre più collegati. Ecco, poi c'è anche un discorso della frammentazione delle nostre imprese agricole
che è estremamente variegata e frammentata, e quindi se non si riesce a fare un po' sistema, a riorganizzare, a strutturare bene le filiere, è chiaro che anche questo incide molto, ha un impatto pesante sulla capacità di concorrere sui mercati e di primeggiare. Dottor Giorgianni, quello che diceva adesso il dottor Magazzù rispecchia perfettamente quello che lei poc'anzi stava dicendo rispetto alla tempistica, e poi quello che spesso viene trattato come argomentazioni nei nostri live, che è quello di creare sistema, di creare rete, ed ecco poi che Io Compro Siciliano diventa il vero momento di svolta, vale a dire quello di creare in una terra produttiva e meravigliosa come la Sicilia una rete fittissima che possa essere da volano per la proiezione del Made in Sicily nel mondo. Dottor Giorgianni. Sì, assolutamente sì. Il dottor Magazzù proprio ha espresso appieno anche il mio pensiero, che è quello proprio assolutamente che molto spesso si perdono tempi in burocrazia inutile, che portano anche al ritorno indietro di fondi che potrebbero essere vitali per la crescita di un territorio, per la crescita di una regione come la Sicilia, che su alcune cose ancora realmente ha bisogno di un'innovazione tecnologica o comunque strutturale. E questo è veramente un problema. Noi con Io Compro Siciliano proprio stiamo cercando di fare rete, di creare rete in modo tale da poter anche aderire o comunque poter progettare, fare delle progettualità attraverso i bandi diretti, quelli che sono magari più veloci, direttamente non passando dalla regione, non passando dallo Stato, ma direttamente collegandosi alla comunità economica europea. Infatti stiamo valutando diversi bandi in questo momento con il nostro staff, sia Erasmus, sia un LIFE, sia altri di Horizon 2020. Insomma, stiamo cercando appunto di fare questo per cercare di velocizzare. Io per esempio, io posso dare un esempio concreto. Una startup nel 2017 fece una startup innovativa, presentai un bando, il bando accettato, ancora oggi non ho ricevuto nessun fondo per cose burocratiche. Non so quante volte è andato alla Corte dei Conti, l'hanno fatto ritornare indietro, insomma si è perso 3 anni di tempo. Io sono andato avanti lo stesso come imprenditore, quindi quel progetto, quella startup è andata avanti, ma molti si fermano e magari chiudono, ed è assurda, non c'è uno sviluppo, e quindi questo è veramente un problema grosso. Quindi è importante quello che diceva lei, dottor Giorgiani, e quello che diceva il dottor Magazzù, quindi lavorare proprio sui tempi, sulla tempistica, che è fondamentale poi per dare la svolta e l'aiuto alle aziende. Io pregherei un attimo la regia, perché so che ci sono tanti messaggi scritti in questa puntata di oggi. Mi piacerebbe fare un passaggio veloce, salutare tutti come sempre per la presenza. Da New York abbiamo un caro amico che segue Io Compro Siciliano sin dal principio, dice: buongiorno Katiuska, un felice venerdì e un sereno weekend. Oggi è un giorno da non dimenticare. Hai ragione John, e proprio questa mattina abbiamo voluto iniziare la nostra puntata con un Never Forget. 11 settembre. Fabio Mambo, chef, ciao Katiuska, finalmente si rinizia, ciao grande chef. Marzia Monreale, buongiorno Marzia, della nostra redazione, fa parte del nostro gruppo, del nostro team. Ciao cara Marzia, e saluto tutti quanti i ragazzi, i moderatori, il mitico Francesco Caramello. Buongiorno Francesco, lui è uno dei 3 ideatori. Da settimana prossima si inizia con Aperitivo Social, il format straordinario delle 18 che parla proprio di prodotti e territorio. Dora Mirabello, siete eccezionali, complimenti. Ciao Dora, il Faraone Palermo, buongiorno carissima amica Katiuska, e Giuseppe altrettanto, che ha un sorriso molto spontaneo, è vero, quando il suo entusiasmo e la sua passione per questo nostro meraviglioso progetto. Ciao caro amico e grazie sempre. Maurizio Tumminia, buongiorno, Io Compro Siciliano. Maurizio fa parte anche lui e gestisce un gruppo che è Artisti Nostri Amici, un gruppo numerosissimo
che saluto e ringrazio sempre per l'affetto e per come ci dimostrano veramente la partecipazione. Ciao Maurizio. Antonio Pollino dice: concordo pienamente con voi, produttore siciliano, comprare siciliano qualsiasi prodotto agroalimentare, bisogna fare dei punti vendita, io compro siciliano in ogni comune. E beh, questo è un invito ed è tra l'altro una bel progetto. è una cosa sulla quale si sta lavorando. Amalia Lopinto, buongiornissimo a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, felice giornata Catiusca. Ciao Amalia, un saluto a te. Bene, ritorniamo alle ultime battute. Noi siamo felici una Sicilia pronta a lavorare, crescere, rilanciare i propri prodotti, i propri territori, e noi siamo felici. Tra l'altro possiamo dire lei ha origini siciliane, se non erro, quindi siamo felici di ascoltare e ospitare grandi siciliani, grandi rappresentanti come lei. E devo dire siamo perfettamente in linea, facciamo rete, attenti a quelle che sono le esigenze del territorio e soprattutto rilanciamo la nostra terra nel mondo. Dottor Magazzù. Sì, ma guardi, io sono un grande stimatore della Sicilia, perché non posso tradire le mie origini, e benché sia lontano questa terra da 30 anni, è il posto ideale che ho scelto sempre per fare le mie vacanze, almeno in estate. Quindi conosco bene la realtà siciliana, conosco le sue grandi eccellenze, mi occupo poi di agricoltura e di sicurezza alimentare, ho tanti contatti con colleghi che operano in questi campi in Sicilia, per cui ho una visione sufficientemente chiara. Io credo che in Sicilia abbiamo delle eccellenze veramente incredibili, un patrimonio enorme che va tutelato, va incoraggiato, va supportato. Dicevo, alcuni progetti importanti che sono finanziabili vanno indirizzati in questa direzione, perché è importante. La Sicilia forma il suo prodotto interno lordo soprattutto puntando sull'agricoltura e il turismo, e agricoltura e turismo sempre di più diciamo creano sinergie e si stanno creando opportunità importanti che vanno oltre la valorizzazione dei prodotti stessi, perché sempre di più il turismo si muove attraverso queste nuove tendenze che sono quindi la ricerca del bello, dello stare bene, ma anche dello Diceva proprio dello star bene, è un po' quella che è la nostra filosofia, dottor Giorgianni. Noi, come sempre, siamo vicini, la rubrica Io del Chiedimi Pure, al venerdì con lei, dottor Giorgianni, è proprio il modo di supportare le aziende ed essere il punto di riferimento proprio per guardare non solo al mercato siciliano, ma al mercato mondiale. Dottor Magazzù è ritornato. Vediamo un attimino se riusciamo a sentire per quest'ultima battuta. C'è il microfono disattivato, vediamo un po', non so. Dottor Giorgianni, noi siamo pronti per salutare i nostri amici, diamo appuntamento naturalmente al prossimo venerdì. Qualcos'altro da aggiungere per i nostri amici? Sì, volevo proprio segnalare un bando che è uscito qualche giorno fa, proprio un bando della regione siciliana per i giovani, per gli under 41. Infatti con un avviso proprio di qualche giorno fa la regione siciliana proprio affiderà a giovani imprenditori circa 430 ettari di terreni agricoli da utilizzare per le loro idee e i loro progetti. Io penso che l'agricoltura possa essere, insieme al turismo, come diceva il dottor Magazzù, il comparto per lo sviluppo del futuro della Sicilia.
Io penso che anche questo progetto legato alla Banca della Terra e grazie appunto a questo bando saranno offerti questi terreni per un ventennio a chi ha un'idea imprenditoriale legata all'agricoltura. Ci sono diversi terreni condivisi per provincia, un po' in tutte le province, e le domande dovranno essere presentate entro il 5 di ottobre 2020, quindi non c'è un grande tempo, ma può essere fatto diciamo che l'obiettivo sicuramente del governo regionale è quello di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, cioè cercare di sottrarre del patrimonio agricolo all'improduttività, cercando di produrre ricchezza di questi terreni incolti che si trovano un po' sparsi in tutta la Sicilia. Io lo volevo segnalare perché è realmente un ottimo bando che potrebbe portare tanti giovani a prendersi un appezzamento di terreno e produrre magari determinate culture. Noi tra l'altro, come Io Compro Siciliano, proprio nei giorni scorsi abbiamo visitato una che poi adesso è diventata diciamo la produzione più importante di papaya in Europa. Papaya Sicilia, si Papaya chiama Sicilia, così l'azienda. vederla in Sicilia realmente ti fa strano, perché in genere non è mai così, però realmente è qui. E tante iniziative, grazie anche a questo bando della regione siciliana, potranno essere realizzate. Io spero che saranno in molti a richiedere questi terreni e che sia questa, tra virgolette, io penso che sia stata una prima prova di dare inizio a questa Banca della Terra della regione siciliana sia proprio un inizio, perché secondo me si potrà fare tanto, si potrà nei prossimi anni portare avanti sempre di più. Io Compro Siciliano è un'opportunità, come vedete noi siamo sempre vicini a tutti gli imprenditori, ai giovani, a tutti coloro che portano avanti questa grande voglia di credere in una terra che ha tanto ancora da raccontare. Noi volevamo salutare il dottor Salvatore Magazzù, che oggi da Bruxelles ha dato il suo validissimo contributo a questa puntata di oggi, ringraziarlo, eccolo. Noi la ringraziamo, dottor Magazzù, per essere stato con noi nonostante le difficoltà di connessione, di collegamento. Mi dispiace per queste difficoltà di collegamento. Avrei voluto essere un po' più partecipe nella discussione, ma purtroppo i problemi di linea hanno limitato un po' la capacità di intervenire. Comunque volevo solo salutare brevemente, tessendo un po' le lodi di questa iniziativa e dei promotori di questa iniziativa, il dottor Giorgianni, ma anche lei che è una splendida interprete, e speriamo magari di avere altre occasioni per farci queste chiacchierate. Ecco, vi formulo i miei più vivi e sentiti auguri per portare avanti questa iniziativa. Grazie di cuore. Beh, dottor Magazzù, lei penso che sia arrivato nel tempo perfetto, perché deve sapere, da quando abbiamo iniziato la nostra prima puntata di Io Compro Siciliano, e sono oltre 120 le puntate che abbiamo fatto e trasmesso in diretta, noi chiudiamo sempre in un modo che per noi è un modo di grande augurio e di grande forza per i quasi 254.000 amici che seguono il nostro gruppo. Noi chiediamo ai nostri ospiti sempre di avvicinarsi un po' alla camera. Potrebbe per favore avvicinarsi, dottor Magazzù? Come no? Dottor Giorgianni, potrebbe avvicinarsi? Eccomi. Noi auguriamo a tutti un buon weekend, ci vediamo con Io Compro Siciliano live lunedì puntuali alle 12 in diretta sui canali social. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, sarà semplice, e poi diciamo al dottor Magazzù e al dottor Giorgianni, potreste gentilmente ripetere con me: io compro siciliano.
Ci piace! Chiudiamo con il nostro video istituzionale di Io Compro Siciliano. Grazie dottor Magazzù, grazie dottor Giorgianni. Il video ufficiale di Io Compro Siciliano, grazie a Paolo Gatto in regia. Ad Maiora, buon weekend. Presto, saluti a tutti, un abbraccio a tutti. Salve, buona giornata.